Ciao, sono Gabriele e queste sono le notizie della Regione Liguria. Via libera dal Consiglio dei Ministri, a cui hanno preso parte anche Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto, agli schemi di intesa preliminare sull'autonomia differenziata. Tra le prime materie su cui la Regione potrà agire con più autonomia ci sono la sanità e la protezione civile. All'ospedale San Martino di Genova la Pet Therapy entra nei reparti oncologici. Grazie a una nuova convenzione con l'associazione Archipet, ogni mese la gatta Mahè e il cane Freccia arrivano in corsia per portare serenità ai pazienti. Tutta la Liguria sostiene la candidatura di Sarzana Capitale della Cultura 2028, rush finale con la presentazione della programmazione culturale e del video che accompagnerà la delegazione sarzanese all'audizione al Ministero prevista per il prossimo 27 febbraio. Partirà il prossimo 26 febbraio Wild Expeditions, la spedizione che attraverserà l'intero arco costiero e montano della Liguria, coprendo 440 km via terra, 20 km via fiume e 170 miglia via mare. Presentato il calendario 2026 degli eventi autentici liguri, ben 102 eventi per 67 pro loco, un numero nettamente superiore rispetto ai 76 del 2025 e ai 33 del 2024. Gli appuntamenti sono distribuiti tra tutte e quattro le province liguri e rappresentano nel loro insieme le tradizioni culturali, storiche ed enogastronomiche della regione. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.